benvenuti. Iniziamo questo quarto appuntamento del MAB un po' il tema della giornata sono le sfide della conversione digitale. Nel numero di aprile 2020 di Elzeviro, lo spazio virtuale di scambio culturale proposto dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Udine, la professoressa Linda Boreano, ordinario di Storia dell'Arte Moderna, presso lo stesso Ateneo, scriveva a proposito di una mostra sul Tiziano bruscamente interrotta dalla pandemia di Covid-19. Mai come in questi giorni siamo bombardati dalla proattività comunicativa dei musei, con iniziative pressoché quotidiane di visite virtuali e video divulgati attraverso i canali sociali Facebook e Instagram. In realtà si tratta, nella maggior parte dei casi, di esperienze di disseminazione e accessibilità a distanza, praticate da tempo, peraltro non senza ostacoli di natura tecnica, oltre che concettuale. Covid-19 ha impresso un'accelerazione a tale fenomeno che potrà apparire, a seconda dei punti di vista, preoccupante per molteplici ragioni, oppure efficace sul piano educativo e della diffusione della conoscenza delle opere d'arte e della loro storia. I beni culturali non erano del tutto impreparati a entrare in questa dimensione smaterializzata della rete, per esempio con la disponibilità di documentazione online, servizi di prenotazione negli archivi o di prestito nelle biblioteche, prenotazioni per visite guidate e poi anche siti internet sempre più ricchi di contenuti e di servizi, ma la necessità di una fruizione esclusivamente a distanza ha fatto sì che questa conversione digitale si estendesse anche a campi per natura poco inclini a tali modalità, uno per tutti quello della formazione professionale. Le chiusure al pubblico sofferte da larga parte del settore hanno imposto agli operatori molte riflessioni, che vanno certamente dal loro ruolo di mediatori del sapere alle necessità informative di studiosi, studenti e anche semplici utenti. Talvolta tuttavia l'impressione è che gli sforzi siano più diretti a un meglio di niente che al ricomporre ambienti di esperienze in prima e insostituibile persona. Iniziamo il nostro appuntamento con l'intervento della dottoressa Antonella Moulet, dal 1980 archivista di Stato presso la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e dal 2016 anche presso l'Istituto Centrale per gli Archivi. La dottoressa Moulet ha dedicato gran parte del suo impegno professionale all'attività editoriale dell'amministrazione archivistica, sia a stampa che in formato digitale. È responsabile del settore pubblicazioni della Direzione Generale Archivi, del portale degli archivi di impresa e di quello degli archivi della moda e membro dello staff di redazione del notiziario online Mondo degli Archivi. Grazie all'esperienza accumulata con questi diversi incarichi, è impegnata da alcuni anni nella riflessione sulla presenza degli istituti archivistici sul web e sulla risposta del pubblico. Oggi presenterà qualche ulteriore impressione sull'argomento, raccolta osservando il panorama dell'attività svolta nell'arco dei 12 mesi segnati appunto dal Covid. Lascio la parola alla dottoressa Antonella Moulet. Allora, questo tema è un tema che mi appassiona molto, mi appassiona da diverso tempo e in realtà mi appassiona proprio grazie a un invito che mi ha fatto sempre il MAB Friuli Venezia Giulia nel 2012 ed è stata la prima volta in cui ho cominciato a interessarmi a questo argomento. Ho continuato poi grazie all'Archivio di Stato di Udine e in molte altre occasioni, ma mi faceva piacere ricordare queste due, di cui vi devo ringraziare, come vi devo ringraziare dell'invito di oggi che mi porta a continuare ad approfondire il discorso. Il discorso che è enormemente vasto, perché parlare degli archivi nel web vuol dire parlare di strumentazione diversa, perché abbiamo i siti web, abbiamo i sistemi informativi, i portali, i social, eccetera, eccetera. Ma abbiamo, e questo è ancora più importante, la differente granularità dell'informazione che condividiamo, perché noi possiamo dare dei testi, banalmente, possiamo dare strumenti di ricerca, gli inventari in forma digitale o in forma di banca dati.
possiamo dare le schede descrittive dei nostri sistemi informativi, possiamo dare gli stessi documenti digitalizzati e quindi possono essere testi, possono essere banche dati, possono essere informazioni su Wikipedia. Io adesso non faccio in tempo oggi, ma c'è tutto un lavoro su Wikipedia che noi abbiamo cominciato e che stiamo cercando di portare avanti. In realtà, oltre a questo, molto importante è la risposta degli utenti, cioè cominciare a valutare qual è la risposta degli utenti. Secondo me noi lo facciamo troppo poco questo aspetto ed è quello che a me invece affascina molto e su cui cercherò di dare qualche spunto più che altro, perché un tema così vasto richiederebbe molto di più che non questa mezz'ora in cui io potrò parlare. Potrò parlare dal punto di vista dell'esperienza che ho accumulato e che è stata presentata prima del mio intervento, che è sicuramente sbilanciata sull'amministrazione archivistica, perché evidentemente è di questo che io ho esperienza, ed è molto ricca proprio perché siamo alla fine dell'anno del Covid, alla fine, no, speriamo di essere alla fine, comunque alla conclusione di un anno del tutto particolare che per il Ministero dei Beni Culturali in particolare è stato segnato dal lancio di campagne esatto per essere presenti nel web. Il discorso è così vasto che non si può pensare a una trattazione, ma solo qualche impressione, qualche esempio di buone pratiche, qualche spunto, perché secondo me su questo tema noi dovremmo riflettere di più. Io credo che ne abbiamo fatto forse troppo poco, siamo troppo poco abituati a riflettere su quello che facciamo e a valutarne le conseguenze, la risposta degli utenti, i costi per noi, l'impatto. Questo non è un discorso recente, secondo me, è da molto tempo che dovremmo sviluppare di più questa abitudine a riflettere su quello che facciamo. Allora, ecco, io parlo delle impressioni raccolte navigando tra gli archivi nel web. Primo capitolo, i siti web e i sistemi informativi. L'amministrazione archivistica nel web è dal 1998, grosso modo, forse qualche cosina anche prima, ma comunque nel 1998 la Direzione Generale Archivi ha sviluppato un proprio sito che poi nel 2005 ha preso quest'altro aspetto, nel 2006 quest'altro ancora e si è presentato in costruzione. Poi aveva questo aspetto così ricco di tantissime informazioni e che si è andata arricchendo sempre di più e forse anche troppo tutto sommato, finché nel 2013 c'è stato un cambiamento totale, una presentazione molto più snella, che è quella che noi, con cui noi continuiamo a presentarci oggi. Perché vi ho voluto far vedere tutto questo? Perché nella precedente versione, nella pagina dei crediti, si parlava della redazione come era precedentemente, la redazione sino al 2005, e si diceva che l'anagrafica degli istituti era a cura dei direttori degli istituti stessi. Infatti l'amministrazione ha dato a ogni archivio uno spazio preordinato come un modulo da compilare. Questa è la preistoria di quello che poi è andato avanti dopo. Ma questa è l'attualità. Mi è piaciuto far vedere l'Archivio di Stato di Trieste perché, come dire, spiritualmente sono lì con voi, anche se in realtà oggi sono a casa mia a Roma. E ecco, questa appunto è la realtà di oggi. In realtà però non tutti gli archivi hanno accettato questa struttura uguale per tutti. Altri hanno cominciato il loro viaggio da soli
Ogni istituto comunque da sempre aveva la responsabilità della compilazione del proprio sito. Quindi il viaggio degli archivi nel web comincia nel 1998, comincia con questo come dire, percorso unitario in cui però anche gli istituti erano un po' lasciati ognuno a se stesso. E alcuni, quelli più agguerriti, con maggiori risorse, hanno camminato da soli. Hanno camminato da soli adesso anche, vabbè, questo è un discorso che farò dopo, adesso c'è di nuovo un'offerta che potrebbe essere valida per tutti ed è un modello che ha sviluppato l'ICAR e che dà a tutti gli istituti e che consente la realizzazione di uno spazio web che può avere una struttura pari. Alcuni l'hanno preso, ecco per esempio Pordenone, 12 lo stanno utilizzando, altri sono in lavorazione e questa è una prima cosa su cui riflettere, se in fondo un cercare di rivolgersi a una certa uniformità può essere una maggiore ricchezza o una perdita, perché evidentemente si perde di, come dire, forse di personalità, si guadagna in uniformità e in maggiore facilità per l'utente di sapere che cosa trova. Comunque, ecco, stavo dicendo, anche nel 1996-98 non tutti gli istituti hanno approfittato di questa opportunità. Ad esempio, l'Archivio di Stato di Firenze ha cominciato subito a camminare per conto suo, con un proprio sito completamente diverso e che poi ha avuto il suo sviluppo e questa è la versione attuale. E come ho fatto io a recuperare tutto questo passato? Perché nell'Archivio di Stato di Firenze, e devo dire è l'unico almeno tra quelli che io ho girato, non posso dire di averli guardati tutti sinceramente, per cui se c'è qualcun altro mi perdoni di dimenticarlo, si trova questa informazione, e cioè le immagini delle varie versioni del sito in varie date, comprese tra il 99 e il 2015, possono essere consultate sul sito dell'Internet Archive. Eccole, l'Internet Archive ha pescato diverse istantanee degli istituti nel corso degli anni, non solo degli istituti archivistici, evidentemente di infiniti siti, e ci permette di ricostruire quello che è stato. L'Istituto Centrale per gli Archivi ha dato molta attenzione a questo aspetto, tant'è vero che ha conservato il proprio sito web interamente per come era al momento in cui è avvenuto il cambiamento, perché ritiene che la conoscenza anche dei siti, di come si sono evoluti, diciamo, i siti in questi 20 anni di storia, possa essere molto indicativa. Le immagini che io ho potuto riproporvi del primo sito della Direzione Generale Archivi, io le ho prese da Internet Archive, perché altrimenti non avrei saputo come trovarle. E questa è la prima, come dire, la prima impressione che devo comunicare, che in fondo mi ha molto stupito adesso, riflettendoci in questi giorni, e cioè gli archivisti non archiviano il web, non archiviano i propri prodotti web. Per lo più registrano un eterno presente nei siti in genere, è scritto quasi sempre la data d'aggiornamento, ma non c'è la data di pubblicazione iniziale molto spesso e a volte manca qualunque indicazione, è estremamente vario. Come dire, la datazione, io qui ho messo non data non web, volevo dire evidentemente i propri prodotti, ho cercato una formula così un po' paradossale, no? Questi sono esempi.
si parla del copyright, si parla della pagina creata, per esempio in questo caso pagina creata nel 2010, ultima modifica nel 20, però il copyright è del 18, sinceramente non si capisce molto. In altri casi copyright del 12, pagina creata al 12, evidentemente quel sito è nato il 12, prima chissà. In compenso, dopo queste notazioni negative, voglio fermarmi su tante altre attività che sono continuate e sono continuate in maniera abbastanza intensa anche in questi ultimi anni, in questo ultimo anno di pandemia. Una è stata la revisione delle descrizioni archivistiche che sono presenti nel sistema informativo degli archivi di Stato, di cui non ho bisogno, credo, di ricordare la nascita e la funzione, che è quella di presentare il contenuto dei vari istituti archivistici, e il fatto che dopo più di 10 anni di vita ha cominciato a dare segni di obsolescenza, tanto forte che nell'ottobre 2016 si è dato via a una nuova versione completamente modificata. Nel 2019 la precedente versione è stata dismessa e nel frattempo gli archivi di Stato hanno avviato la pubblicazione delle nuove versioni. È un lavoro impegnativo che sicuramente impegna notevolmente tutti i miei colleghi. 38 istituti sono già presenti, altri 42 sono in lavorazione. Perché vi sto parlando di queste cose? Perché voglio dare l'idea di un carico di lavoro nel web, e poi capirete per quale motivo sto sottolineando questo aspetto. Intanto fermiamoci sulla risposta. Allora, io ho cercato di individuare, ho preso dalle statistiche che si possono trovare sui visitatori, che sono uno studio molto interessante, anche se molto faticoso, devo dire, almeno per me, e ho visto che sicuramente c'è un aumento. Vedete, la media giornaliera dal 2019 al 2020 all'aprile, il 15 aprile 2021, l'ho finito ieri questa indagine, c'è un aumento molto considerevole, così come c'è una percentuale abbastanza significativa di persone che non fanno una visita spot, ma che si fermano. Io ho cercato di identificare tutte le visite di più di 2 minuti, perché le visite di meno di 2 minuti secondo me non hanno nessun significato. Quelle di più di 2 minuti sono circa 1/3 del totale, il che non è assolutamente un cattivo risultato, mi sembra. Si vede che c'è una fetta di pubblico che è interessata davvero a questo lavoro di descrizione scientifica che viene presentato. Possiamo dire che la media è in crescita da un lato all'altro, quindi che ci sono forti discontinuità, che però la clausura che abbiamo incontrato nell'anno scorso non ha influenzato la percentuale degli utenti, probabilmente perché è un'utenza specialistica. Chi lavorava andando a fare ricerche nel SIAS lo faceva prima, l'ha continuato dopo da casa, non c'è stato nessun tipo di cambiamento. E questa è una notazione che possiamo portarci dietro, ecco, per come continuerà poi il discorso. Stesso discorso è SIUSA, che è il sistema delle sovrintendenze. Qui i numeri sono molto più alti, perché SIUSA è molto più antico e anche più ricco e forse più conosciuto. Anche qui però notiamo una crescita e che ci incoraggia sicuramente nel nostro lavoro, e notiamo anche però una crescita molto significativa tra il 2020 e questo inizio di 2021.
Una certa crescita l'avevamo notata anche nel SIAS tra il 2020 e il 2021 e le percentuali di visite superiori ai 2 minuti sono molto più alte, forse perché è più alto il tasso di quanti arrivano casualmente, perché nel sistema informativo delle soprintendenze è presente una quantità notevolissima di istituti, di piccoli istituti che conservano archivi e quindi è più facile forse che le persone arrivino per caso. Passiamo al SAN, questo però io adesso non mi fermo. Il SAN è il sistema informativo degli archivi, il sistema archivistico nazionale, che, come dire, che diffonde tutte le informazioni presenti in questi altri 2 sistemi di cui abbiamo parlato. E ecco, anche qui vediamo un forte incremento della media giornaliera dei visitatori e anche la crescita di quelli che non si limitano a una sola visita, ma ne effettuano, ma ritornano e quindi hanno un interesse effettivo, anche se è indubbiamente una crescita più ridotta, mentre la media giornaliera dei visitatori è sicuramente dal 2019 al 2021 sembra addirittura triplicata, che è un risultato, insomma, no, raddoppiata, che è un risultato comunque veramente interessante. Ultima cosa, state tranquilli, poi smetto di così lanciare numeri e cifre, riguarda uno dei portali, quello che io così frequento da più anni, e cioè il portale degli archivi di impresa. Nel portale degli archivi di impresa si assiste allo stesso fenomeno, il raddoppio delle media giornaliera degli utenti dal 2019 al 2021. E però non c'è un aumento così forte di quelli che effettuano più di una visita, perché nel 2019 era l'8%, nel 2021 è il 10%, quindi probabilmente sono molto aumentati quelli che ci sono arrivati per caso, ma quelli che poi ci restano non sono particolarmente di più. Forse il periodo di chiusura ha fatto sì che effettivamente la gente girasse in internet, ma questo non vuol dire che abbia sviluppato un interesse particolare, almeno da questi dati. Mi sono messa a studiare anche alcuni siti, ne ho presi in esame una dozzina perché di più non era possibile, e anche qui vedo una crescita generalizzata, anche se abbastanza contenuta, sia del numero totale dei visitatori che della durata delle visite. Insomma, in generale, quello che si può dire è che c'è sicuramente un aumento della presenza nei siti, come dire, nell'informazione archivistica nel web, anche in quella che è l'informazione più specialistica, cioè per ora noi abbiamo parlato di sistemi informativi che sono abbastanza per specialisti. Come mai succederà questo? Forse la risposta può essere andando a vedere il secondo capitolo, e cioè gli archivi nei social. Su questo io avevo un jolly, perché io immagino che abbiate ricevuto, mi auguro che abbiate tutti ricevuto l'ultima newsletter del mondo degli archivi, che è il notiziario online che noi curiamo e che abbiamo deciso di dedicare proprio al tema della comunicazione. Quindi ai blog e alle come dire, le realtà di diffusione nel web trovate un articolo su ognuno di questi, e quindi io non ho bisogno di ripetere quello che vi invito ad andare a leggere, ma mi limiterò a presentare un riassunto molto sintetico di alcune informazioni che ne ho tratto.
In particolare l'anno scorso già avevamo avuto la partecipazione degli archivi alla giornata del Dante D. Dante D è una giornata molto interessante perché è stata lanciata, credo che lo sapete bene tutti, dal ministro Franceschini nel gennaio del 2020, ha colto forse gli archivi anche un attimo di sorpresa e li ha portati a dover molto rapidamente, con l'inizio della pandemia, con tutto, preparare qualche cosa per questa iniziativa. Malgrado la grande difficoltà, hanno risposto 29 archivi di Stato e 3 soprintendenze e hanno dimostrato con questa e con tante altre iniziative che hanno voluto mettere in atto per rispondere all'invito alla presenza nel web, con grande generosità, devo dire, con molta buona volontà. Quest'anno di nuovo abbiamo avuto il Dante D, ancora più importante in realtà, perché quest'anno ricorre il 600° anniversario della morte di Dante e quindi il tema dell'anno dantesco è stato affrontato e sviluppato con molta più calma e con molta meno estemporaneità rispetto all'anno scorso. L'anno scorso indubbiamente c'era stata una qualità scientifica di livello abbastanza differenziato, perché si avvertiva la fretta di voler riuscire a pubblicare e si avvertiva anche il fatto di aver dovuto in certi casi trovare un argomento pur che sia, perché non è detto che tutti gli archivi abbiano della documentazione collegata in qualche modo alla figura e all'opera di Dante Alighieri. E a volte sono stati presentati dei video di qualità un po' discutibile, per cui nel 2020 c'era stata una positiva risposta, un desiderio di esserci, un livello discutibile, a volte proprio dettato dall'estemporaneità. Malgrado questo c'è stata indubbiamente una risposta del pubblico, un'impennata nel numero delle visite nei giorni dal 24 al 26 marzo, subito prima e subito dopo. E il che tra l'altro ci fa capire che è bene, come dire, fermarsi su uno stesso tema per qualche giorno, perché questo permette di suscitare un interesse, di proseguire un dialogo, forse svolgendolo con un pochino più di calma e puntando alla qualità dei contenuti, molto più che non alla necessità di cambiare continuamente. In quest'anno, ritornando al Dante D, io devo dire che veramente si nota un salto qualitativo molto notevole. Forse proprio perché era l'anno di Dante, si vedono pianificazioni di respiro molto più ampio, con rapporti continuativi di collaborazione con gli istituti culturali del territorio, anche con il mondo della scuola. Per esempio l'Archivio di Stato di Reggio Calabria ha fatto delle bellissime iniziative con la scuola, o la Soprintendenza della Lombardia ha fatto una bellissima iniziativa con la comunità di Sant'Egidio, ospitando delle conferenze tenute dalla comunità di Sant'Egidio sul rapporto, diciamo, di Dante come esiliato e quindi lontano dalla sua terra di origine e quindi sofferente dei problemi dell'esilio rispetto alle persone che vengono in Italia da altri paesi e che si trovano con condizioni in qualche modo simili. E quindi piano qualitativo molto superiore, realizzate anche con una maturazione tecnica e diciamo metodologica
che si vede nell'accuratezza dei testi, nei video prodotti che sono sicuramente di buona qualità, nel modo in cui è giocato il rapporto tra la pagina Facebook e il sito istituzionale, che come dire, che si parlano piuttosto bene, e la risposta c'è stata sicuramente. I followers su Facebook sono molto aumentati, i siti sono aumentati. Io voglio dire la risposta a tutto questo lavoro, perché il Dante D probabilmente è il momento che ci fa vedere che questa crescita è avvenuta nell'arco di tutto l'anno, non è soltanto per questa manifestazione. E quindi l'aumento di cui parlavamo prima dei visitatori dei siti è probabilmente la risposta a queste sollecitazioni che sono state effettuate da parte degli archivi. Però insomma, la cosa che uno si chiede è quali forze abbiano gli archivisti per giocare tutte queste parti. Io sono, diciamo, della generazione di quelli che si sono improvvisati archivisti informatici. Abbiamo cercato in qualche maniera di capire come muoverci nelle banche dati prima, l'information retrieval, i sistemi informativi, facendo anche molti errori, francamente, e con grandi difficoltà, lo sappiamo tutti, di rapporto con gli informatici veri. Adesso che va bene, l'archivista informatico in un qualche modo si è costituito, dovremmo avere l'archivista comunicatore? O non sarebbe meglio avere un numero un po' maggiore di funzionari della comunicazione che purtroppo nelle dotazioni organiche sono previste per i musei, sono in buon numero ed è giustissimo, sono previsti in alcuni istituti centrali. Per il settore delle biblioteche pure sono soltanto Direzione Generale, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e Centro per il Libro. Per l'amministrazione archivistica è prevista una sola figura di funzionario della comunicazione, in realtà in Direzione Generale ce ne sono due, ma cioè è inesistente come possibilità di coprire tutto il territorio nazionale e questo, diciamo, il rischio è quello di disconoscere la professionalità da un lato degli archivisti e dall'altro dei funzionari della comunicazione, che devono avere una quantità di competenze abbastanza notevoli per poter fare al meglio il proprio lavoro. In realtà, come è ovvio, tutti gli istituti archivistici hanno ormai un referente per la comunicazione, come hanno dichiarato in un censimento alla Direzione Generale nel marzo 2020. A volte questo referente è lo stesso direttore dell'istituto e questo non è giusto. Dovrebbe esserci sicuramente una presenza articolata nel territorio e un po' più ricca. Noi ci lamentiamo dell'assenza di archivisti, ma secondo me anche questa è un'assenza. Anche perché ognuno deve fare il proprio lavoro e farlo al meglio. Mi ha molto colpito una frase che mi ha detto la direttrice dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, con cui appunto io mi congratulavo per il lavoro che hanno fatto e per l'ottimo risultato che hanno raggiunto, moltiplicando nel giro di poco tempo il numero delle persone che accedono alla loro pagina Facebook. E lei mi ha detto: a me fare questo lavoro viene facile perché conosco i documenti. Ecco, l'archivista deve conoscere i documenti, ma deve essere messo in condizioni di poterli conoscere e quindi deve essere affiancato dalle giuste professionalità che possano invece aiutarlo a comunicare. L'archivista deve essere anche in grado, per esempio, di sapere individuare i temi e di seguire i temi che possono essere più interessanti, e questo sarebbe un altro discorso
da portare avanti, perché io girando mi sono resa conto che, per esempio, di quali possono essere temi che suscitano un notevole interesse e sono molto spesso quelli legati al territorio. Per esempio la restituzione che possono fare gli archivisti della documentazione attinente alla storia del territorio mi sembra molto gradita da quello che ho potuto notare. Come questo tante altre cose, questo devono fare gli archivisti e facendolo sicuramente ottengono successo, ma devono essere messi in condizione di farlo. Ecco, io forse vi ho buttato lì troppe cose tutte insieme, spero di aver suscitato qualche spunto di interesse e il mio scopo sarebbe proprio, come dire, aprire la riflessione su tutti questi argomenti. Vi ringrazio molto. Grazie dottoressa Moulet, è veramente molto pieno di suggestioni questo intervento, poi avremo uno spazio finale anche per le domande se qualcuno insomma riterrà di farne. È un mondo insomma, anche un'analisi molto interessante. In qualche modo troverà delle analogie con l'ultimo intervento. Adesso invece lascio la parola appunto alla dottoressa Anna Bisceglia, curatrice delle Gallerie degli Uffizi, che si occupa del Dipartimento di Pittura del Cinquecento, nell'ambito storico che ha caratterizzato poi tutta la formazione universitaria tra laurea, specializzazione e dottorato della dottoressa Bisceglia. È stata curatrice di mostre, ultima delle quali quella su Pietro Aretino e l'arte del Rinascimento. La dottoressa Bisceglia ha curato diverse iniziative digitali per il sito web e i siti social delle Gallerie degli Uffizi. Ci presenta oggi il modello dell'ipervisione e il suo utilizzo quale strumento di diffusione di conoscenza e di interconnessione tra le varie parti del museo, che è anche occasione di approfondimento su temi e argomenti specifici legati alle collezioni e ai luoghi che le ospitano. Allora, dunque, buongiorno a tutti, io sono Anna Bisceglia, curatrice delle Gallerie degli Uffizi. Vi ringrazio molto per avermi invitata a questa occasione che in effetti mi ha costretta, anzi piacevolmente costretta a riflettere e mi rifaccio a quello che diceva la dottoressa Moulet prima, a riflettere su una pratica, quella dell'uso degli strumenti digitali nella quale faccio cose senza di fatto poi arrivare ed essere arrivata mai a una sistematizzazione dell'attività. In realtà questo è un po' il frutto di una come dire, di una velocità alla quale siamo stati sottoposti e spiegherò adesso anche in che modo e che in qualche modo ci ha indotti a dover prendere confidenza con gli strumenti digitali anche più di quanto non fossimo stati abituati prima. Allora, se andiamo alla slide successiva, volevo prima di introdurre il discorso specifico sulla tipologia di strumento digitale di cui parliamo oggi, vale a dire le ipervisioni, e spiegare di che cosa si tratta e come il nostro museo le utilizza, vorrei fare una piccola premessa che è anche necessaria per poi arrivare alla spiegazione di questo strumento. La cornice, diciamo, legislativa nella quale si muove il nostro museo, è noto a tutti, è la legge di riforma del 2014 e quindi il decreto del 23 dicembre 2014 che reca l'organizzazione e il funzionamento dei musei statali, che definisce la missione del museo, ed è molto interessante perché è una definizione molto chiara che prevede, come dire, al suo interno non soltanto la definizione di che cos'è un museo, cioè l'istituzione permanente con le sue collezioni che sviluppa e promuove, ma anche la conoscenza presso una comunità la più vasta possibile ai fini di studio di comunicazione, educazione e di pubblico diletto. Ed è una parola questa che mi è, tra le altre cose, molto cara, in particolare perché
è una parola antica, è una parola che per le collezioni fiorentine significa ritornare indietro di 300 anni a quando Anna Maria Luisa de' Medici, l'ultima erede della dinastia, aveva vincolato a Firenze le sue collezioni, precisando nello strumento giuridico al quale aveva fatto ricorso, il patto di famiglia, che le collezioni dei Medici dovevano essere in perpetuo legate a Firenze per ornamento della città, per diletto dei visitatori, no? E dei visitatori italiani e forestieri. Ed è dunque questo aspetto che in qualche modo presiede, insomma, a queste attività. Se andiamo alla slide successiva, lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto del 2014, nel definire l'articolazione degli istituti generali, degli istituti centrali, dai quali poi anche gli istituti territoriali come il nostro dipendono, e nel definire l'attività della Direzione Generale Musei, sottolinea che la direzione elabora linee guida per lo svolgimento delle attività di valorizzazione, in particolare la gestione della comunicazione nell'innovazione didattica e tecnologica. Quindi l'aspetto, come dire, dell'innovazione, della digitalizzazione è ben presente, è stato ben presente negli intenti della riforma. Andiamo avanti ancora. E nello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sanciva appunto la definizione dei musei dotati di autonomia tecnico-scientifica, tra i compiti del direttore dei musei autonomi si legge, tra le prime cose, l'obbligo di programmare, indirizzare e coordinare le attività di gestione del museo, la comunicazione e la promozione, oltre che la definizione del progetto culturale del museo, in modo tale da farne un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura. Queste istanze sono state pienamente colte e messe in pratica dall'attuale direzione, la quale ha fin dal settembre del 2017 inaugurato un nuovo sito, completamente nuovo nella veste e anche nella struttura, così come negli intenti, che andava a sostituire il sito precedente, un sito che era gestito completamente internamente, mentre poi, come fra poco vedremo, il nostro sito quello precedente era gestito esternamente, mentre il nostro attualmente è gestito internamente. E nel primo numero della magazine, che è la rivista online, che è una parte del sito, nella quale per l'appunto si introducevano le caratteristiche e gli obiettivi del nostro sito, il direttore, questa la didascalia che vedete è l'avvio del suo articolo, precisa che appunto il nuovo sito web apre una stagione inedita per le gallerie degli Uffizi e una fase in cui il pubblico viene messo a contatto diretto con l'istituzione. Un contatto diretto che comporta, che ha comportato intanto l'impossessarsi del dominio del sito, perché è un fatto noto che in precedenza, quando su Google si digitava Galleria degli Uffizi, apparivano tutta una serie di siti per la vendita di biglietti non autorizzati che non erano connessi al museo, erano siti privati, spesso anche non italiani, mentre in realtà invece adesso il dominio è di esclusiva proprietà delle Gallerie degli Uffizi, quindi c'è stata anche un lavoro di riconquista di questo aspetto e di riordino da questo punto di vista. Dopodiché la struttura stessa del sito, per sua stessa natura, intende dare conto di tutta la varietà, la complessità e al tempo stesso l'unità dei musei che compongono le Gallerie degli Uffizi. Le gallerie si compongono infatti di 4 grossi contenitori, gli Uffizi, il Palazzo Pitti, il Giardino dei Boboli e il Corridoio Vasariano. Andiamo pure avanti e in realtà, come si può vedere da questa schermata,
questa identità degli Uffizi viene sottolineata intanto dallo squadernare i nomi dei singoli istituti immediatamente, in modo tale che dall'universale si possa andare al particolare, no? Quindi entrare immediatamente in un contenitore e in un altro, contenitori che poi vengono contraddistinti anche da l'adozione di colori specifici, cioè colori che poi si vedono nella banda in basso sotto la figura di Venere. Vedete che ci sono 4 strisce di colore diverso che connotano il colore, l'oro il colore degli Uffizi, l'arancione il corridoio vasariano, il rosso Palazzo Pitti e il verde il giardino di Boboli. Questo perché appunto l'idea dell'unità della diversità doveva essere, come dire, al centro, no? Della immagine e di questa identità visiva che le gallerie degli Uffizi, come congiunto appunto di questi 4 organismi, dovevano dare. Da quello che vedete da questa schermata, intanto avete un'idea anche di quello che il sito propone e offre. C'è una sua struttura con una serie di varie divaricazioni e i servizi. Andiamo ancora avanti. I servizi naturalmente sono ancora avanti. I servizi naturalmente sono volti non soltanto alla promozione, alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, al dare, come dicevo, una visione di un'identità integrata delle 4 realtà e poi informazioni sulla fruizione e sul funzionamento del museo, cioè le informazioni che sono collegate alle aperture, alla bigliettazione, all'amministrazione trasparente, alla struttura, all'organigramma e a quant'altro. Quindi è una visione globale nella quale il visitatore deve riuscire a ottenere ogni tipo di servizio possibile. E naturalmente le varie parti sono strettamente correlate tra loro, nel senso che ci sono collegamenti appunto fra il capitolo, diciamo, più legato all'archiviazione dei dati, oppure quelli appunto che sono legati alla fruizione e alla valorizzazione. Ancora avanti, per favore. Allora, più specificamente, come avete visto anche dalle schermate precedenti, come è possibile accedere alle gallerie degli Uffizi, servirsi di muoversi fra appunto servizi che riguardano gli archivi digitali, gli archivi di immagini, gli archivi opera, che sono delle piccole schede esemplificative di ogni opera presente nelle gallerie degli Uffizi, e poi a mano, come dire, approfondire il proprio percorso. L'ipervisione, il sistema dell'ipervisione nasce in questa ottica. Ho posto qui 3 domande: che cos'è l'ipervisione, a che cosa serve, a chi si rivolge e come si costruisce. L'ultima la vedremo dopo una carrellata di immagini che spiegano appunto che cos'è l'ipervisione. A chi si rivolge? L'obiettivo delle gallerie degli Uffizi nella loro strategia di comunicazione è un obiettivo il più ampio possibile, anche più diversificato, come in qualche modo forse avrete avuto modo di vedere, perché c'è una esposizione, direi, a 360 gradi attraverso ogni forma di canale. Quindi è una fetta di pubblico ben precisa, un pubblico il più ampio possibile, e quindi l'idea dell'ipervisione si propone di andare oltre lo specialismo, ovviamente, ma al tempo stesso di fornire un prodotto di conoscenza, di approfondimento che possa essere propedeutico alla visita in alcuni casi, che possa seguire la visita, o per quanti non sono in grado di poter venire a visitare le gallerie degli Uffizi, permetta di poter entrare in contatto, in relazione con le nostre collezioni, conoscendole, entrando, diciamo, da una porta che naturalmente, pur non offrendo l'esperienza visiva diretta, immediata della visita in situ, però può permettere un approccio che senz'altro, come dire, può lasciare una esperienza positiva. Andiamo avanti.
Nella successiva, ecco, vi faccio alcuni esempi di ipervisioni. L'ipervisione è uno strumento molto duttile, come dicevo è una mostra virtuale sostanzialmente, ed è come format, è un format che non è stato adottato da altri musei, è del tutto nuovo, abbastanza. L'idea della mostra virtuale si trova su altri siti, ad esempio il sito dell'Istituto della Fototeca dell'Istituto Germanico di Firenze e anche di Roma, adottano il modello della mostra virtuale, però in un modo diverso. Lì si tratta semplicemente di una sorta di un insieme, di un catalogo di fotografie con didascalie da sfogliare. Nel nostro caso invece c'è un principio fondamentale. Si tratta di immagini collegate a testi, ma si tratta di immagini che per statuto, cioè come condizio sine qua non, devono essere di alta qualità, di alta risoluzione, si devono poter ingrandire in modo tale da poter davvero offrire una percezione ravvicinata della immagine. Talvolta si possono realizzare anche dei tour virtuali attraverso lo strumento della visita virtuale a 360 gradi. Qualche giorno fa è stata inaugurata questa mostra virtuale che si chiama Imperatrici Matrone Liberte, volti e segreti delle donne romane, che è un tour virtuale che corrisponde a una mostra reale che è realmente allestita alla Sala Detti del Gabinetto Disegni e Stampe al primo piano degli Uffizi, e che purtroppo naturalmente a causa della chiusura in conseguenza della pandemia non è visitabile. Però, e se andiamo alla didascalia successiva, la slide successiva, si può visitare appunto entrando in questa ipervisione e la schermata vi mostra una possibilità. Praticamente ogni opera è corredata, là dove vedete le palline si può cliccare, ingrandire, accedere alla didascalia e al tempo stesso a una fotografia in alta definizione, per cui sostanzialmente si può girare intorno all'oggetto, si può girare nella sala come se si stesse girando con un telefonino sostanzialmente. Questo è un modello che recentemente appunto l'ipervisione ha assunto, ma ce ne sono anche altri, se scorriamo ancora. Un altro modello è invece un po' più quello del catalogo, che si può poi declinare su un gruppo di opere o su un'opera in particolare. Quella che vi mostro è la prima pagina della ipervisione dedicata al trittico Portinari di Hugo van der Goes, che è stata curata dalla mia collega Cristina Agnoni. È stata pubblicata a dicembre ed è per l'appunto una ipervisione che affronta nel dettaglio la storia, la committenza, le caratteristiche tecniche, iconografiche del celebre trittico Portinari, che si trova appunto nella Galleria delle Statue e delle Pitture della Galleria degli Uffizi. E andando alla slide successiva si può vedere per l'appunto a quale punto di definizione o anche di approfondimento nello scorrimento di questo catalogo virtuale si possa arrivare. Per l'appunto questa ipervisione connette una serie di testi che poi affrontano alcuni ambiti specifici, come in particolare i tessuti, e l'immagine connessa è un'immagine con dettagli molto approfonditi che poi, come vedete, si possono anche ulteriormente ingrandire, quindi si può arrivare a un effetto di visione anche più ravvicinata di quella che si potrebbe avere nel museo stesso. Quindi è davvero un'occasione che il visitatore virtuale ha di potersi accostare con agio alle nostre opere, conoscendone poi appunto attraverso un percorso di conoscenza che è accompagnato attraverso i testi. Se scorriamo ancora, ecco, questa invece è una ipervisione che è dedicata alle due assunte di Andrea del Sarto che si trovano in Galleria Palatina, ed è un'ipervisione che è stata studiata in occasione di una data particolare, perché naturalmente l'occasione delle ipervisioni può essere sia quella di una mostra, sia quella di una scadenza, no? Appunto in questo caso l'assunta, in altri casi il Natale oppure Pasqua. Sono delle occasioni nelle quali si intende richiamare l'attenzione del pubblico, che in qualche modo può essere poi indotto a
appunto a venire in galleria o anche semplicemente appunto a fruire del sito e dei suoi contenuti. In questo caso appunto la sala, la conoscete, è molto grande e l'inserimento di foto di dettaglio, se andiamo oltre ve ne vediamo alcune, l'inserimento di foto di dettaglio corredati di testi che in questo caso appunto puntavano sulla storia collezionistica, sulla storia della committenza e poi andavano su una lettura specifica di ogni parte dell'opera. Anche in questo caso, potendosi ingrandire, permettono poi appunto questa visione rallentata, no? E che penetra poco a poco all'interno dell'opera stessa. Ancora avanti. E questa ipervisione, che si chiama On Being Present, invece è collegata a un progetto che le Gallerie degli Uffizi, il direttore, ha strutturato insieme a un'associazione che si chiama Black History Month Florence ed ha preso avvio nel 2018. È un'associazione che si occupa diciamo, della promozione della conoscenza della comunità africana a Firenze e quindi anche della disseminazione e della tutela, no, di del tesoro di conoscenze di questa comunità. E il fondatore di questa associazione è poi venuta l'idea, il progetto da sviluppare insieme, mettendo insieme sia le capacità, appunto le risorse degli storici dell'associazione, sia il personale interno, in questo caso i curatori e i comunicatori per l'appunto. E quindi anche in questo caso l'ipervisione si occupa di individuare le presenze africane, della figura africana all'interno delle collezioni delle Gallerie degli Uffizi, nei quadri, nelle sculture, nell'archeologia e quant'altro. Ancora avanti. Questa invece è un'altra tipologia di ipervisione, è una delle prime che è stata realizzata nel 2018, l'ho curata io ed è dedicata alla Sala di Saturno di Palazzo Pitti. È un'ipervisione nella quale si ricostruisce tutta la storia della Galleria Palatina, di questa sala della Galleria Palatina, che è una delle più importanti, delle più note e richiamate, soprattutto perché vi si concentra il maggior numero di quadri di Raffaello della Galleria Palatina. Poi altri sono in altre sale, però per l'appunto i grandi capolavori come la Madonna della Seggiola, la Madonna del Baldacchino, la Madonna del Granduca, eccetera, sono conservati appunto qui per una sorta di solidificazione, di stratificazione collezionistica che nel corso del tempo, anzi in realtà fin dal momento della sua apertura, la Galleria di fatto le ha riservato. Però in realtà, scorrendo le vecchie guide e gli inventari, la struttura di questa galleria così peculiare, quando ha aperto i suoi battenti, era diversa, così che, se andiamo alla slide successiva, per l'appunto abbiamo potuto ricostruire la parete, appunto con l'ausilio di fotografie di alta definizione, Photoshop, eccetera. La stessa parete dove voi avete visto prima la Madonna della Seggiola, al suo posto c'era il ritratto di Giulio II nella sua seconda versione, già che purtroppo la prima è originale, sta a Londra, che stava al suo posto, e sulla sovrapporta, come vedete, c'era l'allegoria di Ercole d'Este di Dosso Dossi, che invece adesso è poi passata agli Uffizi. Quindi in qualche modo l'ipervisione serviva un po' per dare un'idea attraverso lo strumento digitale, un salto all'indietro al momento dell'apertura stessa del museo, per dare un'idea del suo sviluppo. Ancora avanti. E veniamo appunto a un'ipervisione che è particolarmente attuale, perché anzi un gruppo di ipervisioni che sono particolarmente attuali perché si collegano all'anno delle celebrazioni dantesche. La Galleria degli Uffizi partecipa, come forse sapete, anche alla mostra di Forlì, quindi alle celebrazioni che si tengono a Forlì per il centenario dantesco, in particolare poi sul sito, già lo scorso anno, in occasione dell'istituzione da parte del ministro Franceschini della Dante Dì, il 24 marzo è stata presentata una prima ipervisione, questa l'ho curata io, che si intitola Non per fuoco ma per divinarte,
che per l'appunto esplora la diffusione, cioè la figura di Dante e degli episodi della Divina Commedia all'interno delle opere delle Gallerie degli Uffizi, facendo un percorso che va dalle opere d'arte quattrocentesca, come per l'appunto il ritratto di Dante che fa parte della serie degli uomini illustri di Villa Pandolfini, insomma, di Andrea del Castagno, per poi finire alle opere ottocentesche, quando gli episodi della Divina Commedia o i personaggi principali, Paolo e Francesca, Nello e la Pia, eccetera, erano occasione di ispirazione soprattutto per i pittori ottocenteschi. Quindi è un viaggio che si svolge e che è possibile svolgere effettivamente anche a fronte di una ricchezza di collezionistica che effettivamente permette di attingere a diversi cespiti sia iconografici che tematici. A questa ipervisione, che si compone di schede che si avvicinano ai testi, cioè schede che fronteggiano i testi da una parte, e un'introduzione del professor Paolo Procaccioli dell'Università di Viterbo, che per l'appunto è anche un eminente studioso di Dante, ha fatto seguito poi agli inizi del 2021, se andiamo avanti nella prossima slide, ha fatto seguito la pubblicazione, un'altra iniziativa legata a Dante, cioè la pubblicazione del cosiddetto Dante Istoriato, cioè la raccolta di 88 tavole che originariamente facevano parte di un codice e che adesso sono invece fogli sciolti e rilegati in passepartout, eseguita da Federico Zuccari, un codice che era sempre stato, come è noto, in mano a Federico, che poi passa nelle collezioni Medice e che viene legato da Anna Maria Luisa de Medici appunto alle collezioni Medice insieme al resto delle collezioni. La pubblicazione di questi disegni è molto particolare perché sono stati pubblicati tutti, mentre in realtà precedentemente erano stati resi noti soltanto in alcune mostre e quant'altro, soltanto in parte. Invece in questo caso il direttore ha inteso offrire alla visione l'intera serie, che quindi è visibile in 3 grossi contenitori, e con appunto un testo di commento che riproduce in parte i versi di Dante e in parte il commento che Federico Zuccari stesso aveva affiancato ai suoi disegni. La particolarità è che in questo caso a questo progetto si è affiancato poi, in occasione del Dante D del 24 marzo, un'aggiunta ulteriore progettata insieme alla RAI, e cioè le audiodescrizioni che sono come dire, disponibili insieme al testo, quindi la possibilità di allargare anche al pubblico di ipovedenti questa esperienza. Andiamo ancora avanti. Ecco, questo è un dettaglio dell'interno della serie, dell'ipervisione dedicata alla serie della Divina Commedia di Zuccari. Come vedete c'è l'immagine sempre suscettibile di ingrandimento e poi il testo e subito prima del testo c'è la specifica dell'autodescrizione sulla quale si può cliccare per poter fruire appunto di questo servizio. Andiamo avanti ancora. Come si costruisce un'ipervisione? Naturalmente dietro questi strumenti c'è un lavoro abbastanza complesso, è un lavoro di sicuro di gruppo che presuppone una programmazione. Le programmazioni vengono fatte ogni 6 mesi sulla base naturalmente anche di quelle che sono una serie di osservazioni statistiche, quelle che possono essere le necessità che si presentano di volta in volta, quindi anniversari, scadenze, occasioni che possono determinare la decisione di impostare una ipervisione.
oppure anche naturalmente il gusto del pubblico per come evidentemente riusciamo a percepirlo anche attraverso una serie di strumenti di analisi che poi vengono di fatto messi in campo dalla nostra area strategie digitali, perché è importante, volevo sottolinearlo, che nella nostra struttura è stata creata un'area apposita, dedicata, alla quale viene demandato appunto il compito di controllare di implementare i siti social e il sito e arricchendolo di contenuti. Il lavoro dell'area di strategie digitali si interseca poi con il lavoro dei curatori per quel che riguarda i contenuti e naturalmente dei collaboratori esterni, come abbiamo visto nel caso del professor Procaccioli, che appunto ha fornito una introduzione, o nel caso dell'associazione Black History Month, che appunto ha proposto un progetto. Quindi sono gruppi di lavoro che sostanzialmente però si fondano sulla intersezione molto forte tra personale interno che viene dedicato all'area strategie digitali e noi siamo dotati di funzionari della comunicazione che poi vengono coadiuvati tra l'altro da anche assistenti, quindi altro personale che si aggiunge e che quindi compone questo ufficio che si dedica appunto alla confezione e al mantenimento del sito e di tutte le sue divaricazioni. E poi la scelta dei temi, che per l'appunto viene spesso appunto individuata sulla base di o proposte dei funzionari, oppure viene individuata dallo stesso ufficio strategie digitali. Insomma, spesso c'è una sorta di brainstorming, per dirla all'inglese, sulla realizzazione, su quale sia la scelta più opportuna. Andiamo ancora avanti. Ecco, per fare il caso di chi l'ha realizzata, voi vedete che nei credits il coordinamento scientifico è il mio, poi c'è appunto l'introduzione, quindi è l'indice della ipervisione dedicata a Dante. I testi sono tutti quanti a cura di personale interno, sia funzionari sia assistenti alla fruizione che fanno una parte di lavoro anche a corredo del lavoro dei funzionari. L'editing, come vedete, è a cura dell'area strategie digitali delle Gallerie degli Uffizi, quindi è un servizio interno, e i crediti fotografici sono appunto del laboratorio fotografico nostro interno. Ancora avanti. Naturalmente l'idea come dire, le ipervisioni sono andate crescendo naturalmente nel corso di questi 3 anni, ma è chiaro che tra marzo 2020 e marzo 2021 il direttore ha deciso di implementare l'offerta in toto, l'offerta del sito, e in particolare sono state realizzate 15 ipervisioni, un numero superiore a quello realizzato l'anno precedente, che hanno totalizzato 4.904.611 visualizzazioni, determinando un incremento dell'8.431% rispetto all'anno precedente. Cioè l'anno precedente c'erano stati 57.491 visualizzazioni e l'anno successivo appunto siamo arrivati a 4 milioni. È evidente che questo è il risultato anche dell'anno pandemico, che ha naturalmente indotto molti a utilizzare massicciamente il web e le risorse digitali. Però è vero anche, io credo, che come dire, la maggiore diffusione anche sia perché naturalmente ci sono stati le ipervisioni vengono anche molto pubblicizzate, sia perché il modo in cui ci si arriva anche attraverso altre parti del sito o attraverso la connessione con i siti social, quindi c'è una sorta di circolarità di comunicazione tale per cui si è, come dire, spinti a visitare una ipervisione. Ed è vero anche però che questo dato indica una richiesta, una necessità, una volontà di conoscenza o di approfondimento, perché chiaramente guardare un'ipervisione comporta anche impegnare un certo tempo. E di certo, di sicuro, come dire, ci conferma anche nella certezza che il lavoro fatto va nella direzione giusta.
Se andiamo avanti ancora, i risultati sono, come anche il direttore ha avuto occasione di sottolineare e di comunicare nell'ambito di una conferenza stampa con la quale poi ha anche dato una serie di dati specifici che sono poi acquisibili sul web e anche sono stati pubblicati sui giornali. I risultati sono appunto l'acquisizione di fasce sempre più ampie di pubblico diversificato, l'utilizzo delle risorse interne, che mi sembra un aspetto molto importante da mettere in rilievo, cioè la possibilità intanto di fare del sito uno strumento gestito internamente e poi di poterlo far gestire, appunto, di poter contare su figure professionali in grado di poterlo fare. Al tempo stesso questa utilizzazione di risorse interne ha portato a una formazione continua, quella formazione continua che almeno sulla carta viene sempre raccomandata dalle linee guida della direzione generale, che è contenuta anche nelle linee dei livelli di uniformità, di qualità, dei livelli minimi di qualità richiesti ai musei autonomi e anche ai musei non autonomi, quelli che sono stati stabiliti dal sistema museale nazionale, e quindi di accrescimento di tutte le professionalità coinvolte, il che naturalmente ci riporta al tema del quale stiamo parlando, perché chiaramente riporta all'esigenza e alla necessità anche di formare, no, le persone, di formare le giovani generazioni anche in futuro in relazione proprio a quelle che sono queste professionalità che avranno un peso sempre maggiore e soprattutto una necessità, a fronte della velocità con cui procedono gli strumenti digitali, anche di appunto formazione continua per poter sostenere naturalmente le necessità che questo tipo di utilizzazione di strumenti richiede. Se andiamo ancora avanti. E d'altro canto, come dire, guardando all'ampio raggio del nostro, anche dei recenti cambiamenti e dell'inserimento tra i ministeri, del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, mi piace sottolineare che appunto nella home page si richiamano le competenze digitali che servono a contrastare il divario digitale per permettere a tutti di esercitare pienamente i diritti di cittadinanza. E trovo che questa definizione in qualche modo dia anche conto di quello che è come dire, una necessità che è sentita chiaramente a livello nazionale e europeo, ma di cui abbiamo anche in qualche modo visto tragicamente alcuni effetti, perché effettivamente l'obbligo, per esempio, della DAD per le scuole ha avuto esiti differenti da zona a zona in Italia, però effettivamente stiamo andando in quella direzione e la creazione di questo stesso ministero ne è una prova. E concludo con un'ultima slide nella quale insomma, non posso far altro però che augurarmi che con la riapertura dei musei possiamo rivederci tutti quanti presto, anche di persona, per poter insomma anche visitare, tornare a ripopolare questi luoghi che per il momento sono vuoti e che però continuano a cercare di comunicare in maniera digitale. Grazie. Ok, allora grazie ancora alla dottoressa Bisceglia. Adesso tocca al dottor Massimo Milan, che è coordinatore del sistema bibliotecario Tagliamento Sile e lavora nella sede di Casarsa. Il dottor Milan nella sua tesi di laurea aveva censito centinaia di siti di biblioteche pubbliche italiane. Sottolineo la differenza tra biblioteca pubblica ma non accademica. Si è occupato delle biblioteche pubbliche ma non accademiche. Partendo dai dati e dagli indicatori, ha ripreso per questo nostro appuntamento odierno una decina, qualcosa di più, di siti già allora esistenti, rianalizzandoli e valutandone l'evoluzione dei parametri in questi anni, con una speciale attenzione ad alcune realtà un pochino più consistenti e ad alcuni progetti locali. Lascio la parola al dottor Milan, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie Hilde. Certo che arrivare dopo
dopo gli Uffizi è un bel colpo. Allora, intanto grazie per l'invito. Per me è comunque che è come un ritorno nel luogo del delitto, nel senso che anch'io ho avuto già un'esperienza precedente del 2006, nell'occasione della giornata di confronto tra archivi e biblioteche presso l'Archivio Statale di Trieste. Avevo proprio presentato il mio lavoro sulle biblioteche pubbliche italiane, il mio censimento e analisi delle biblioteche pubbliche italiane, la mia tesi di laurea che era antecedente di un paio d'anni. E quindi in realtà ritrovo alcune delle cose che prima la dottoressa Moulet aveva detto. Ritrovo alcuni pensieri, alcuni concetti. Adesso magari ne evidenzio un paio. Quindi arrivo dopo gli Uffizi, però, e quindi come potete capire anche avete intuito dalla presentazione di Hilde Menis, la mia è una realtà completamente diversa, la realtà di un bibliotecario pur con una formazione, diciamo, universitaria presso l'Università di Udine, laureato in conservazione dei beni archivistici e librari, ma il mio è un lavoro, diciamo, in trincea nelle biblioteche pubbliche di ente locale, biblioteche comunali di dimensioni piccole e medie, anche se seguo un coordinamento di un sistema bibliotecario mediamente grosso per quelli che sono i parametri della regione Friuli Venezia Giulia, comunque sempre in realtà di biblioteche comunali medio-piccole. Quindi, però ho questa appunto esperienza di questa tesi di laurea e riporto qui in questa slide solo quello che era un passaggio della mia tesi, era semplicemente la definizione dell'IFLA, delle linee guida dell'IFLA sul servizio bibliotecario pubblico. Si diceva nel 2002 che la biblioteca dovrebbe sfruttare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per permettere al pubblico di accedere al maggior numero possibile di risorse e servizi elettronici da casa, da scuola, dal posto di lavoro, possibilmente 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Ricordiamoci, siamo nel 2002. Sempre ritornando indietro a quegli anni, nel 98 Riccardo Ridi scriveva: il web bibliotecario è costituito da una serie di pagine HTML che contengono tutte le notizie non strettamente bibliografiche relative a una determinata biblioteca materiale. Ad esempio può fornire gli orari di apertura, descrivere i servizi disponibili ed elencare i numeri di telefono e di fax utilizzabili per eventuali richieste. A volte comprende anche l'accesso all'OPAC della biblioteca stessa. Ricordiamoci, siamo nel 1998. Allora, in realtà, già nel 2000, ad esempio, Maria Stella Rasetti, in Biblioteche Oggi, definisce 3 funzioni fondamentali del web bibliotecario: la funzione informativa, la funzione di reference, la funzione interattiva. Noi oggi, nel mio caso, mi concentrerò soprattutto su quella che è la funzione informativa, vediamo dopo. Nel dettaglio. Allora, la funzione informativa possono distinguere 3 aree: l'accesso alle informazioni su servizi e attività, l'accesso all'OPAC e l'accesso ai documenti digitali, cioè quindi tutto il passaggio che porta da quello che si può definire come incunabolo web a quella che è la biblioteca digitale. Cosa intendiamo per incunabolo web? Un incunabolo web è questo. È il sito volantino della Biblioteca Quartiere Nord di Pordenone del 1997. Perché sito volantino? Perché parlava prima la dottoressa Moulet di chi si occupa anche della comunicazione social, della comunicazione in generale. Ecco, in quegli anni spesso, nelle piccole realtà, chi si occupava della comunicazione erano i servizi civili, gli obiettori di coscienza, che avevano spesso qualche capacità tecnologica in più rispetto ai bibliotecari che avevano per di più una formazione umanistica. Per cui chi si occupava della comunicazione spesso erano proprio questi obiettori di coscienza, come è stato il mio caso nel 96, in realtà, presso la Biblioteca Quartiere Nord di Pordenone. Ho svolto il servizio civile
E mi è capitato di fare questo, di redigere il volantino cartaceo e di trasformarlo semplicemente in quello che è stato il primo sito web di quella biblioteca e anche credo uno dei primi siti web in regione, perché anche dall'indagine mia successiva c'erano nella regione Friuli Venezia Giulia alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, troviamo ben pochi siti web. Lo vediamo dopo poi in dettaglio. Ci sono poi, accenno solo brevemente alle altre funzioni del sito web, che è quella di svolgere anche una funzione di reference, cioè magari un elenco di link a risorse internet di interesse generale, di interesse locale, ovviamente link a OPAC e siti di biblioteche varie. C'era il progetto SegnaWeb, che adesso un po' mi pare che l'AIB stia cercando di rilanciare in qualche modo. C'era e c'è la funzione interattiva, per esempio la possibilità nel sito di prenotare prestiti, il reference a distanza, iscrizioni online, cioè tutta quella che erano i primi tentativi di comunicazione bidirezionale tra biblioteche e utenti. Ora che parlando di comunicazione bidirezionale, oggi negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni si parla tanto, si intende tanto dell'utilizzo di canali social. Non mi soffermo su questi due aspetti, ma invece parlerò appunto essenzialmente di quella che è la funzione informativa, partendo appunto dai siti web delle biblioteche pubbliche italiane. Quanti sono i siti web delle biblioteche pubbliche italiane? Non lo sappiamo perché mancava già all'inizio degli anni 2000, ma manca anche oggi un repertorio completo e aggiornato. È vero che oggi l'anagrafe delle biblioteche italiane dell'ICU riporta l'UR di buona parte delle biblioteche e quindi questo è già un vantaggio rispetto a un po' di anni fa. Per cui questa per esempio è l'URL, è la pagina dell'anagrafe dedicata alla mia biblioteca, la biblioteca di Casassa della Delizia, e qui trovate l'URL www.tagliamentosile.it. Allora, come analisi, censimenti complessivi c'era sostanzialmente solo la mia tesi appunto del 2004, il relatore era la professoressa Angela Nuovo, correlatore Paolo Coppola, che era un lavoro appunto di analisi dettagliata di 500 siti web di biblioteche pubbliche, quindi non accademiche. Questo era per questioni anche di dimensioni del lavoro che era già imponente e anche per le differenze che ci sono tra diciamo, le tipologie di biblioteche pubbliche e accademiche. Solo per darvi un'idea, si trattava di biblioteche, questa è la distribuzione diciamo, geografica per regione delle biblioteche, 155 su 509 nella Lombardia, poi Emilia Romagna, Toscana, eccetera, eccetera, e ovviamente una prevalenza nella distribuzione geografica erano prevalenti le biblioteche del centro-nord, molto poche erano le biblioteche nell'Italia meridionale. Questo solo per darvi un'idea. Allora, in questa occasione ho preso solo come termine di paragone le sole 15 biblioteche che erano biblioteche pubbliche che avevo già censito nel 2002-2004, già presenti sul web, e le ho ricensite, ho fatto un'analisi così sommaria, solo giusto qualche elemento per questa occasione. In questa occasione solo relativamente al Friuli Venezia Giulia. Sono 15 biblioteche: Codroico, Gorizia, Latisana, Maiano, Monfalcone, Pozzuolo, Sistema Bibliotecario Monfalconese, oggi Bibliogo, San Canzian di Sonzo, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, la Ortis di Trieste, la 48 Gambini di Trieste, la Statale di Trieste e la Iocchi di Udine. Cosa si può... sì, sono 4 biblioteche della provincia di Gorizia, 6 della provincia di Pordenone, 3 della provincia di Trieste, 6 della provincia di Udine, 2 sono statali,
la Ortis e l'Isontina, sì, la Biblioteca Statale di Trieste e l'Isontina di Gorizia, 12 comunali, un sistema bibliotecario. Poi andando un po' a guardare bene le tipologie di siti, possiamo identificare 3 tipologie. 4 sono siti, diciamo, chiamiamoli comunali, nel senso che la scheda, il sito della biblioteca è inserita all'interno del sito del comune. 5 sono siti che sono collocati all'interno di siti di sistemi bibliotecari e 6 sono siti che possiamo definire in qualche modo autonomi. Quindi non legati a un sistema o alla struttura del sito del comune. Nel corso delle mie analisi ho individuato prima di tutto per ogni sito le informazioni su servizi e attività, quindi innanzitutto informazioni generali, quindi la presentazione, i recapiti, gli orari, la storia della biblioteca, se ci sono regolamenti, informazioni sulle collezioni, statistiche, informazioni sul personale, quindi nominativi, mail, eventualmente anche immagini, informazioni ovviamente sulle attività, quindi le ultime novità sugli eventi, le attività condotte dalla biblioteca, e informazioni sui servizi ovviamente, quindi classico, prestito, consultazione, reference, riproduzioni, accesso a internet, prestito interbibliotecario di document delivery, eccetera. Questo è solo lo schema per farvi capire insomma come è stata condotta la mia analisi. Estrapolo da questa mia analisi solo alcuni dati con il confronto con la mia analisi del 2002-2004 generale. Quindi nel 2002-2004 a sinistra trovate 2 colonne con i dati, diciamo, generali. Per esempio, sugli orari, quanti siti hanno indicato gli orari di apertura della biblioteca? Nel 2002 erano il 92% dei siti, nel 2004 il 95%, rispetto invece alla realtà del Friuli Venezia Giulia specifica. Praticamente vediamo che già nel 2002 praticamente tutte le biblioteche contengono almeno questo dato fondamentale. L'orario di apertura c'è e c'è sempre. Andiamo a vedere per esempio le informazioni sul servizio di prestito. E qui troviamo anche qui un notevole miglioramento. Nel 2002 solo 7 biblioteche sulle 15 che avevo analizzato contenevano informazioni in qualche modo sulle modalità di servizio del prestito. Nel 2004 erano 9, nel 2021 ne troviamo 13. 2 biblioteche non danno informazioni sul servizio, sulle modalità di espletamento del servizio di prestito. È chiaro che è possibile che queste biblioteche diano per acquisite alcune modalità, alcune regole, però è chiaro che se non le hanno, il nostro dovere, il dovere delle biblioteche e una delle funzioni fondamentali del sito è quella di esprimere queste informazioni. Andiamo su qualcosa di un po' più meno scontato forse, ma dovrebbe esserlo, informazioni sulle modalità del prestito interbibliotecario. Anche qui distinguendo tra interbibliotecario attivo e interbibliotecario passivo. Troviamo abbiamo nel 2021 11 siti che danno informazioni sul servizio di prestito interbibliotecario attivo, 8 biblioteche che danno informazioni sul servizio di prestito interbibliotecario passivo. Sono tante, sono poche? Forse sono poche, anche perché in alcuni casi le informazioni sono molto sommarie, quindi diciamo che forse il livello di approfondimento di questo tipo di servizio è sicuramente non sufficiente in generale. Anche qui trovate i dati generali nell'analisi del 2002-2004. Un dato interessante è l'informazione e la presenza di regolamenti. Il regolamento della biblioteca si trova nei 15 siti analizzati in 11 casi, quindi
c'è stato un notevole miglioramento rispetto al periodo al rilevamento precedente, quindi siamo passati da 1 a 4 a 11 siti che contengono diciamo, il regolamento della biblioteca o regolamenti vari dei servizi. Questo è un dato positivo. Non è invece positivo sicuramente l'assenza di dati statistici. Siamo partiti da zero nel 2002, nel 2004 c'erano le biblioteche di San Canziano e San Giorgio di Nogaro che riportavano dati statistici, e nel 2021 solo 3 biblioteche riportano dati statistici, e vi posso anche confessare che alcuni di questi dati statistici in realtà sono piuttosto datati, quindi un'osservazione, diciamo, che possiamo sicuramente fare è che questa assenza è sicuramente molto grave e denota una certa mancanza anche di trasparenza, ma anche di comunicazione di quelli che sono anche i dati del nostro lavoro. I nominativi del personale, ad esempio, questo è un altro dato interessante che anche denota trasparenza e voglia di comunicare, sono comunque piuttosto positivi. Ecco, siamo passati a 11 biblioteche che ottengono i nominativi del personale. Poi bisogna vedere se, ad esempio, nel sito della IOP di Udine ci sono alcuni nominativi, altri forse mancano, quindi qualche volta c'è solo il nome del direttore. Comunque un dato che rispetto all'analisi precedente è sicuramente migliorato. Quasi tutte le biblioteche riportano, questi tutti i siti riportano notizie sulle attività, quindi sulle ultime novità, eventi, iniziative, eccetera. Poi ho passato un po' ad analizzare quella che invece è una seconda tipologia di funzione informativa, cioè l'accesso all'OPAC e le relative informazioni sui cataloghi, che possono anche essere cataloghi pubblicati, nuove accessioni, elenchi di periodici posseduti, elenchi di altri materiali posseduti. Qui ho voluto evidenziare solo un paio di dati, perché non è, allora, diciamo che la mia non è un'analisi degli OPAC, non lo era nel 2002 e non lo è oggi. Qui riporto solo una scheda che si riferisce, una slide che si riferisce alla situazione appunto di ormai quasi 20 anni fa. Diciamo che vi erano nel 2002 173 siti che non davano l'accesso all'OPAC. Questo non vuol dire che quelle biblioteche non avevano necessariamente un OPAC, ma che dal sito web non era possibile arrivare all'OPAC. Vedete che già nel 2004 il numero di siti scende, che non dispongono, che non danno l'accesso all'OPAC, scende a 117. L'altro dato che è interessante, vedete che ci sono parecchi siti che hanno ancora l'accesso a un OPAC individuale, molti altri siti invece che hanno molti di più, insomma, che danno l'accesso all'OPAC collettivo, diciamo, entro il quale quella biblioteca, le raccolte di quella biblioteca sono contenute. Vediamo cosa è successo in Friuli, Venezia Giulia, oggi, cosa succede oggi? Tutti i 15 siti censiti riportano l'accesso all'OPAC, quindi questo è un risultato importante, ovviamente, che diamo per scontato, ma partendo comunque da valori un po' più bassi nel 2002 e nel 2004. Un valore invece un po' negativo, un parametro negativo, è quello dell'informazione sull'OPAC internet, nel senso che ci sono solo 7 siti su 15 che danno informazioni sulle caratteristiche dell'OPAC, le dimensioni, quante schede sono catalogate, quanti volumi inventariati, e anche quei 7 che danno informazioni quasi sempre danno delle informazioni molto scarne, quindi questo è un dato forse che va discusso, andrebbe sicuramente migliorato. È chiaro che si dà per scontato che certe informazioni si ritrovano all'interno dell'OPAC, ma sarebbe comunque importante che già nel sito web
venissero riportati almeno alcuni dati generali sulle caratteristiche dell'OPAC, sui numeri, sulle modalità, diciamo, anche sulle modalità di ricerca sull'OPAC. Si passa, la terza, diciamo, grande, arriviamo quindi alla terza sezione della funzione informativa, che è quello dell'accesso ai documenti digitali. Cioè, sostanzialmente si parla di versioni elettroniche di documenti conservati o versioni elettroniche di documenti pubblicati, quindi sostanzialmente quelle che potremmo definire genericamente come biblioteche digitali. Riporto quello che avevo scritto nella mia tesi 20 anni fa ormai, quindi stiamo parlando del 2004. Nel 2004 scrivevo: sembrano finalmente dare i primi frutti gli ambiziosi progetti di digitalizzazione delle biblioteche statali, con la formazione di alcune consistenti raccolte di documenti in formato elettronico, come quelle della Nazionale Centrale o della Nazionale Braille Banks di Milano. Ma, e poi salto, la diminuzione del prezzo degli scanner ottici ha già consentito anche ad alcune biblioteche comunali di medie dimensioni, vedi il caso di Empoli, di valorizzare attraverso la digitalizzazione alcune peculiarità dei propri fondi documentari, con una particolare attenzione alle raccolte di interesse locale e agli archivi fotografici. È proprio su questo terreno che si sta giocando una delle sfide più interessanti di questi anni. Allora, quindi sicuramente diciamo, negli ultimi 20 anni c'è stata la possibilità anche per le biblioteche locali di dimensioni medio-piccole di valorizzare quelli che sono e diffondere quelli che sono i propri fondi più preziosi ed originali. È andata? Allora, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, nel 2002 e nel 2004 non c'era nessun sito web dal quale si potesse accedere a versioni elettroniche di documenti conservati, quindi non c'erano biblioteche digitali sostanzialmente, o non c'erano o non erano accessibili. Oggi, nella mia analisi, su 15 siti web, ho trovato 4 siti che danno invece che permettono di accedere a, chiamiamole, biblioteche digitali. Sono la Statale di Gorizia, la Biblioteca Civica di Spilimbergo, la Biblioteca Civica Ortis e la Biblioteca Ioppi di Udine. Questo non vuol dire che non ci siano altre biblioteche che possono aver digitalizzato una parte o degli estratti del proprio patrimonio, solo che non ci si arriva, almeno apparentemente, dal loro sito web. E non vuol dire ovviamente che non ci sia in regione, e ce ne sono sicuramente altri esempi di biblioteche digitali promosse dalle varie biblioteche. Io mi sono limitato a condurre appunto l'analisi su questi 15 siti. Ci sono però comunque, anche per mia conoscenza personale, sicuramente gli esempi di biblioteca digitale, di raccolte digitali di materiali bibliografici e non solo in altre biblioteche. Ad esempio, uno ce l'ho in casa, nel senso che io lavoro nella biblioteca di Casarsa da 1 anno e mezzo. Prima ho lavorato lungamente alla biblioteca di Spilimbergo, quindi ecco, arrivando a Casarsa ho trovato questo è un archivio digitale di fotografie e cartoline che sono presenti presso la biblioteca di Casarsa, un bel lavoro, un discreto lavoro, è un lavoro che nasce in biblioteca, cresce in biblioteca, ma la biblioteca non compare in alcun modo, non è presente nel sito web della biblioteca ancora, non è presente nel sito web del sistema bibliotecario, la biblioteca sembra quasi nascosta, quindi immaginiamo che ci possono essere altri casi di progetti di digitalizzazione che hanno coinvolto le biblioteche, ma che per un motivo o per l'altro non sono associati alla biblioteca stessa, e questo è sicuramente un errore di comunicazione di quella che è la nostra professionalità.
Diverso è il discorso, ad esempio, ecco, io nella mia analisi sono rimasto colpito dal sito web della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. Perché? Perché la Statale di Gorizia riporta sul suo sito tutta una serie di dati che non tutti i siti riportano. Ad esempio, è una delle poche biblioteche che riporta dati statistici. Ci sono tutti i provvedimenti dell'amministrazione trasparente, ci sono i regolamenti, c'è la carta di qualità dei servizi, c'è la pubblicazione, c'è tutto l'elenco delle pubblicazioni della biblioteca, ci sono i link ai canali Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cioè sono tutti riferimenti alle opere digitalizzate, come ad esempio il grosso progetto di digitalizzazione del fondo Paternolli e Numeri su Google Books. Sono 14.400 volumi disponibili su Google Books. Tra l'altro, quindi questo è un esempio appunto di biblioteca che lavora, evidentemente, ha lavorato negli anni e sa anche comunicare quello che i prodotti, insomma, del suo lavoro, riesce anche a comunicare attraverso il suo sito web. Ma non è l'unico esempio, diciamo, anche, ecco, la cosa particolare è che la Biblioteca Statale Isontina appunto non dà però l'accesso ai singoli titoli presenti su Google Books, nel senso che uno per cercarseli deve aprire un elenco, un inventario, e da lì, partendo dal numero di inventario, riesce in qualche modo a poter poi fare la ricerca su Google Books. Però comunque dà già comunque notizia su tutti, appunto, su tutti i suoi progetti digitali. Interessanti e meritevoli sono sicuramente le raccolte digitali della Ortis di Trieste, in particolare dell'emeroteca della Ortis. Quindi il progetto Trieste Periodici Digitali, che trovate su Internet Culturale, appunto le testate, alcune delle testate che sono coinvolte in questo progetto, oppure il progetto Trieste Tripedi, che è ospitato presso il sito web della Biblioteca Nazionale Braidense. È comunque un progetto di digitalizzazione che nasce alla Ortis e che appunto è semplicemente ospitato presso gli archivi della Braidense. Ovviamente, per non fare torto anche a Udine, abbiamo parlato di Trieste, anche la IOPI ha le sue raccolte digitali che sono contenute dentro il sito web del sistema bibliotecario dell'Interland udinese, ora sistema bibliotecario del Friuli. Troviamo il fondo IOPI, il fondo principale, Archivium Civitatis Udini. Vado un po' velocemente, questo è solo un esempio. Abbiamo il manoscritto numero 1 del fondo principale. Progetti di digitalizzazione, o meglio, biblioteche digitali, si possono proporre anche in realtà non così diciamo, dotate dal punto di vista anche dell'organico bibliotecario. Abbiamo visto esempi di Trieste, di Udine, quindi di realtà importanti e grosse per quelle che sono le dimensioni della nostra regione. Ma si possono fare biblioteche digitali anche nella biblioteca di montagna, nelle piccole biblioteche di montagna. Allora segnalo questo interessante progetto che è stato curato da Rita Bressa, una bibliotecaria di montagna, lo dico senza nessun disprezzo, anzi lei ci tiene molto che si dica questo. Rita Bressa è una collega che si è fatta, diciamo, da sé, non ha seguito una formazione specifica, adesso è in pensione, ma ci teneva a valorizzare quello che è tutta una serie di pubblicazioni di interesse locale che nascono in realtà già in PDF, quindi sono state di pubblicazioni degli ultimi anni. E allora, davanti alla necessità, in qualche modo, al desiderio di volerle mettere online, e non avendo magari a disposizione finanziamenti particolari, neanche magari competenze particolari, ha fatto ricorso a Internet Archive, dove ha potuto, diciamo, collocare alcune di queste pubblicazioni a costo, credo, sostanzialmente zero,
e comunque risolvendo quella che era una sua esigenza, un'esigenza di un territorio di vedere finalmente online i testi di interesse locale. Quindi vi mostro solo una di queste, per avervi modi di dire nelle Valli Incantate, Val Simoliano, Val Colvera e Valle del Vajont, quindi niente di trascendentale, però è comunque un risultato ottenuto sfruttando le risorse disponibili. Chiudo con un caso paradigmatico, diciamo che riguarda anche un po' il sottoscritto, che secondo me è un po' emblematico di quello che è anche il lavoro di noi bibliotecari, diciamo, una volta si diceva di frontiera, ma non è più così sicuramente. È il caso del Fondo Lindsay della Biblioteca Partenio di Spilimbergo. È un progetto che nasce grazie a un progetto di digitalizzazione di 250, se non sbaglio, pergamene che vanno dal XIV al XVI secolo. È un progetto che merita solo un minuto di racconto. Nasce dalla pervicacia, dall'ostinazione, diciamo, di una bibliotecaria d'assalto. La Maria Antonietta Moro era la responsabile della biblioteca di Spilimbergo, che è stata lungamente responsabile, e ora in pensione, e lei ha inseguito queste pergamene per, diciamo, 15 anni, ci ha costruito sopra un progetto, è riuscita a recuperarle, e le ha fatte restaurare, le abbiamo anzi fatte restaurare, ha coinvolto diverse professionalità nella parte di registrazione delle pergamene, che è stata seguita da Gilberto Dell'Oste, e quindi quello che si diceva forse anche prima, quello che un po' evidenziava chi mi ha preceduto, è importante che ci sia comunque una professionalità, una progettualità che vada, diciamo, almeno a medio termine, se non a lungo termine, e solo così riusciamo a preservare, valorizzare e promuovere quelle che sono le nostre risorse più preziose. Chiudo con un ultimo ricordo personale. Ecco, alla fine, dopo questo lavoro di digitalizzazione di queste pergamene, noi come bibliotecari abbiamo la fortuna di ospitare spesso scolaresche che vengono in visita, costruiamo dei percorsi sull'utilizzo della biblioteca. Ecco, uno di questi percorsi l'avevo curato io ed il titolo era Dalla pergamena all'ebook al ritorno. Si voleva appunto cogliere l'occasione di questo fondo appena digitalizzato per mostrare ai ragazzi tutto un percorso che partisse dalla pergamena e arrivasse fino all'ebook. Ecco, diciamo, il ritorno che abbiamo avuto da questi ragazzi, la loro meraviglia davanti alle pergamene del 300 che hanno avuto modo di guardare quasi e sfiorare, è stato, diciamo, ha ripagato da tutto l'impegno di tutto un percorso, di un progetto che sicuramente sì ha la sua importanza per le ricadute che ha, perché finalmente una comunità ha potuto recuperare una parte di quello che era già il suo patrimonio archivistico, ma anche per il ritorno, perché abbiamo dato agli studiosi la possibilità di consultare queste pergamene. Ma secondo me questo riscontro che abbiamo avuto da questi ragazzi che erano meravigliati davanti alle pergamene del 300 vale più di qualsiasi fatica che abbiamo, qualsiasi nostra fatica, ecco. Ringrazio, scuso se mi sono dilungato, e chiudo il mio intervento. Grazie Massimo. Io penso che anche il tuo intervento sia stato ricco di suggestioni. È una realtà tanto forse piccola, marginale, quella della nostra regione, ma non priva di progetti, di una certa vivacità. Certo, la conversione digitale negli ultimi anni sicuramente ha riguardato
molto tutto il settore anche bibliotecario, con esiti certamente diversi. Mi piace pensare che esista anche la possibilità di utilizzare piattaforme diverse, non so, quel progetto che ci hai fatto vedere delle Dolomiti Friulane, ospitato da Internet Archive, giusto? Sì, esatto. Ecco, penso a tanti bibliotecari che vorrebbero magari fare dei lavori ma non hanno gli spazi virtuali, eccetera. Quindi ben vengano anche le collaborazioni. Ecco, io invito i partecipanti se hanno delle domande da porre ai nostri relatori. Forse comincerei io. Ho una manina alzata da parte di Antonella Molè. Sì. Al microfono no, ora sì. L'ho alzata per sbaglio, scusatemi. Ce l'ho io allora per lei, dottoressa. Una domanda di curiosità da frequentatrice di archivi, ma come storica però, non come archivista. Cosa le visite? Lei ha parlato molto del numero dei visitatori, del fatto che i visitatori, insomma c'è gente che visita i siti degli archivi. Cosa cerca un visitatore di archivio? Quali sono le informazioni secondo voi, insomma, secondo quello che è anche la sua esperienza? Ma dunque, da un lato i sistemi informativi che danno la notizia del patrimonio conservato, dall'altro dall'altro i siti degli archivi hanno anche loro molte informazioni sul patrimonio. Hanno, per esempio, io non ho parlato di tutti gli strumenti di ricerca che non sono nei siti, nei sistemi informativi generali, cioè io non sono voluta in dettaglio evidentemente, però quando si parla di archivi c'è una differenza tra, diciamo, l'informazione a livello alto, cioè relativa al fondo, alla serie, e l'inventario che arriva spesso al dettaglio fino alla descrizione dei documenti, la descrizione delle unità archivistiche, raramente dei singoli documenti. Ora, nei siti si possono trovare informazioni più dettagliate. Sempre l'Istituto Centrale Archivi ha recentemente reso disponibile un unico portale, diciamo, in cui riunire tutti gli inventari, però è un lavoro, per ora ce n'è 1 migliaio circa, ma sono infinitamente di più e il cammino è piuttosto lungo. Quindi un'altra cosa è questa. Poi che cosa io devo dire onestamente non lo so bene, perché per saperlo bisognerebbe andare a guardare le statistiche delle consultazioni. Sì, certo. Quello che io appunto penso è che è un lavoro che noi facciamo troppo poco. Quello che diceva la dottoressa sulle visualizzazioni, no, delle mostre virtuali degli uffici, dell'ufficio, che evidentemente verifica quante visualizzazioni di quali mostre. Noi purtroppo non abbiamo questo, mentre secondo me dovremmo averlo, cioè noi, per esempio, una cosa che io posso dire sicura, che è di grandissimo interesse, è tutto quello che riguarda le ricerche genealogiche. Le ricerche genealogiche noi riceviamo come dire, collegamenti da tutto il mondo, evidentemente molto dall'America Latina, per esempio, no? Tutte le famiglie degli emigrati che vogliono notizie dei loro familiari, e quindi è un campo che sicuramente riscuote un interesse enorme. Noi abbiamo un portale anche lì dedicato, in cui piano piano stiamo mettendo in linea i registri di stato civile, e ha una, come dire, una consultazione
altissima, perché la quantità di persone che oggi vanno alla ricerca delle proprie radici, del proprio passato, dei propri antenati è enorme. Questo è sicuramente un argomento che interessa, al di là degli studiosi, insomma, interessa proprio i cittadini. Così come, questo l'ho appena accennato, tutto quello che può riguardare il proprio territorio. Per esempio, per il Dante D, alcuni istituti sono andati a pescare i riferimenti al proprio territorio all'interno della Divina Commedia, tanti accenni a personaggi, a luoghi, no, italiani, e molti hanno preso spunto per poi dare oppure documenti dell'epoca, eccetera, e sicuramente hanno interessato. Cioè c'è un forte interesse a vedersi restituita la propria storia, no? Ecco, questo sicuramente è un interesse che va al di là degli studiosi e che, per esempio, secondo me apre porte alla didattica di tantissimi generi. Ecco, non voglio, insomma, mi fermo perché potrei continuare a lungo, ma non mi pare, insomma, non voglio occupare troppo spazio. Grazie, molto gentile, molto sempre anche veramente sono stati, credo, tutti e tre degli interventi interessanti che rivedremo volentieri in registrazione. Io voglio andare a vedere anche le ipervisioni, alcune le ho viste, alcune no, sperando sempre di tornare di persona naturalmente a Firenze. Dire una cosa? Sì, prego, prego. Non so se volevo precisarlo. Noi abbiamo un ufficio, è stato costituito appunto con l'istituzione del sito web e l'apertura dei canali social, appunto l'ufficio dedicato è stato costituito e il personale interno, cioè il personale è interno, è tutto interno. È vero che noi abbiamo i funzionari alla comunicazione, diciamo. Funzionari alla comunicazione e personale interno che si è potuto riconvertire a questo tipo di lavoro. Quindi c'è stata questa anche felice congiuntura che mi rendo conto forse altrove anche in altri musei autonomi non è facile da verificarsi. Ed è vero che l'ufficio ha tutta come dire, un cronoprogramma per cui a ogni realizzazione poi corrisponde un controllo, per cui settimanalmente si esaminano i dati ed è per questo che poi l'attività si gestisce e va avanti anche sulla base dei dati che arrivano, però è una macchina completa che effettivamente conta moltissimo anche proprio sulle statistiche, ecco, sì, sulla lettura delle statistiche. Grazie, benissimo. Se ci sono altre domande, prego. Ma Hilde, magari il tema della necessità di un aggiornamento continuo professionale, non soltanto in termini di professionalità di settore, bibliotecario, archivista, ma questo tema della comunicazione è centrale di questi tempi, quindi cooperazione fra professionalità assolutamente necessarie, ma anche uno sforzo da parte dei singoli professionisti di tenersi aggiornati, di non restare indietro, di fare questo sforzo continuo per seguire un po' queste nuove esigenze. Molto spesso possiamo dire, degli artigiani volenterosi, cioè molti di noi si sono proprio impegnati così, dico un brutto termine, ma insomma arrabattandosi un poco anche. Antonella diceva prima anche sbagliando, ma questo va messo in conto. L'importante è mettersi in cammino su questa strada e non volersi arroccare su posizioni così un po' elitarie, anche così di chiusura nei confronti di un tipo di utenza che non è necessariamente scientifica. Ecco, si parlava
proprio dei dati anagrafici, del ricostruire le proprie storie, anche un'utenza così proprio semplice, alla quale comunque noi siamo tenuti a dare una risposta. Quindi trovare questa giusta strada fra mantenere il livello rigorosamente scientifico che dobbiamo avere, ma nello stesso tempo rendere questo nostro patrimonio accessibile anche a chi non ha un bagaglio culturale di grande spessore, credo che sia uno dei nostri compiti e dei nostri impegni necessari. Assolutamente Posso sì. intervenire? Sì, prego. Ecco, no, io volevo dire che io ho seguito proprio il mese scorso un corso che è stato fatto dalla NAI, forse avrete visto, che era proprio sulla comunicazione. E devo dire è stato molto interessante, molto ben fatto, da persone competenti sicuramente, e io pensavo che cose di questo genere sono quello che dovrebbe darci la nostra amministrazione. Io l'ho fatto di mia iniziativa e logicamente l'ho potuto fare perché, come dire, la NAI apre le porte essendo dipendente del Ministero, però per esempio penso che una cosa così dovrebbe essere molto più diffusa, dicevano i nostri giovani docenti, e cioè quanto tempo e quanto lavoro è necessario, per esempio, per tenere un sito Facebook attivo, vivace, interessante, quanto uno deve programmare, come dicevano, le iniziative e poi uscire con una certa periodicità. Cioè, io non è assolutamente che voglio dire che gli archivisti non devono, io però voglio dire che ecco, gli Uffizi possono fare tante cose perché ci sono gli storici dell'arte, ci sono affiancati da personale più specifico. Chiaramente gli storici dell'arte devono avere una conoscenza e una visione di questi strumenti, però poi ci vogliono le professionalità corrette. E secondo me quest'ottica, da un lato di formare il personale e dall'altro di affiancarlo con professionalità specifiche, è questa che sarebbe l'ottica vincente, ecco, perché noi vediamo che quando le cose sono fatte bene ottengono veramente un ottimo risultato. Questo è quello che mi sento di dire dopo aver girellato tanto e anche dopo aver fatto questo corso, di cui proprio ringrazio la NAI perché è stato molto utile, molto, molto ben fatto. Se posso intervenire un attimo solo. Sì, certo. Allora, è vero che oggi tutti noi bibliotecari, io parlo per la mia esperienza, qual è il nostro problema adesso? Che siamo chiamati a utilizzare sempre più canali social, anzi canali di comunicazione diversi, nel senso che prima avevamo il sito, adesso abbiamo Facebook, poi magari avremo Instagram, eccetera. Quindi noi dobbiamo improvvisarci tutti, o comunque noi dobbiamo essere padroni un po' di queste metodologie di comunicazione. Tutto questo finisce per essere molto dispersivo, però. E qual è uno dei rischi che io sto toccando con mano? Allora, per esempio, nel mondo delle biblioteche non mancano corsi di formazione sui social, sull'utilizzo dei social network, e ce ne sono, e penso che anche come AIB ne abbiamo organizzati diversi. C'è un grande seguito e ci sono anche dei risultati, ma facendo questo vedo che mediamente abbiamo perso un po' l'attenzione della gestione dei siti web, questo lo dico in generale. Ho notato uno scadimento, cioè, rispetto a quello che potremmo fare, stiamo un po' trascurando i siti web e stiamo rincorrendo i social. E questo è un problema. Ci vorrebbe qualche momento di aggiornamento proprio dedicato ai siti web. È vero che i siti web sono spesso legati a quella particolare piattaforma, di quel particolare software, eccetera, però c'è una filosofia generale che sta dietro e che va, secondo me, ricordata e aggiornata. Per questo credo valga per ognuno di noi. E questo è un problema. L'altro aspetto che però ho denotato negli ultimi anni, anche soprattutto in Friuli Venezia Giulia,
è chiaro che nessuno di noi può fare, cioè non possiamo fare tutto, ognuno di noi ha delle competenze specifiche e non può pensare di seguire bene tutto. E questo vale soprattutto nelle piccole realtà, no? Dove hai il bibliotecario monoposto o hai 2 bibliotecari per struttura. Allora, i sistemi bibliotecari sarebbero un buon supporto, nel senso che il sistema bibliotecario può far fronte alla comunicazione, può far fronte puoi pensare di dare un incarico a una persona o a non è detto neanche che debba essere necessariamente un bibliotecario, ci sono anche i social media manager adesso, che possono seguire la comunicazione per conto del sistema. Cosa succede però? Se tu crei un sistema, investi in un progetto di sistema bibliotecario e poi arriva una norma regionale che ti dice che quel sistema bibliotecario lo devi resettare e devi crearne obbligatoriamente dei nuovi, ripartendo non dico da zero, ma quasi, è chiaro che il meccanismo si inceppa e tu devi ripartire, non dico da zero, ma devi ripartire da un punto più indietro. E queste cose succedono nella pratica quotidiana del nostro lavoro. E quindi quello che noi cerchiamo di fare come quello che è il nostro tentativo di progettualità spesso viene intralciato, diciamo, da norme anche da quelli che sono i decisori politici che stanno sopra di noi. Questo è un problema oggettivo. E lo è davvero, a tutti i livelli, credo di sì. Sì, grazie Massimo anche per questo intervento. È bene comunque tenere vivo questo dibattito fra anime diverse, però sempre dei beni culturali. Ci vuole, come diceva anche la collega Tatò, ci vuole sinergia sempre. È importante che le professionalità siano riconosciute ma che collaborino. Ci sono tanti bei segnali, insomma, direi, no? Anche questi piccoli incontri che facciamo come MAB delle sezioni, insomma, hanno questo scopo, no? Grazie di far dialogare anche mondi che, pur appartenendo ai beni culturali, non sempre si conoscono tanto. Sì, è vero, si conoscono poco, forse si guardano anche con un certo sospetto. Però insomma penso che questa nascita di MAB, che ormai ha i suoi quasi 10 anni, ha un po' contribuito a condividere fra colleghi i problemi, a cercare soluzioni, a lavorare insieme. Penso che io ci credo molto, ecco, ci credo molto a questo scambio di idee, credo che sia veramente positivo. E poi, come dicevamo, forse proprio nel primo incontro, volente o nolente ci misuriamo tutti con i beni culturali che gestiscono altri, no? In ogni biblioteca c'è un archivio, se non altro è loro, e così in ogni museo, in ogni archivio c'è la biblioteca e via dicendo. Qualche volta, grazie, nella biblioteca c'è la galleria d'arte. Certo, c'è anche la galleria d'arte, quella non manca, sempre qualche opera d'arte qua e là, e quindi almeno rendersi conto di quello che si ha in comune, oltre che di quello che non si ha in comune, e imparare a trattare con rispetto anche gli altri beni culturali che non sono proprio nella nostra professionalità, però sono comunque in qualche modo a noi affidati, perlomeno nel modo giusto. Ci proviamo. Certo. Allora possiamo ringraziare i relatori, veramente grazie per i vostri interventi, per la vostra disponibilità, anche quando è stato fatto l'invito, insomma, avete avuto anche poco tempo, quindi grazie. Ci ritroviamo, potremo tra poco rivedere questo appuntamento come tutti i precedenti sulla stessa pagina dei professionisti della cultura al lavoro del DIUM, dell'UNIUD, ma penso vengano pubblicati anche sulle pagine delle nostre associazioni. Quindi grazie.
buonasera, buon proseguimento a tutti per ogni cosa. Grazie anche a chi ha partecipato.